Situazione ora della Procond Elettronica di Longarone, quasi 300 i posti a rischio. La società fa parte di un gruppo con sede a Bologna. Nei giorni scorsi un incontro al Ministero. Da Bologna, Fulvio Migliaccio. Lavoratori in corteo col fiato sospeso. Le sorti della Selcom, azienda elettronica fondata a Castelmaggiore, a nord di Bologna, una sede a Longarone in provincia di Belluno, una a Palermo e un'altra a Milano, sono nelle mani dei revisori dei conti. Il collegio dovrà stabilire se approvare il bilancio 2015 e garantire la continuità aziendale o decretare lo stato di insolvenza. Vogliamo rimanere a lavorare, perché a noi piace il nostro lavoro e vogliamo rimanere a lavorare, perché noi abbiamo da lavorare, ci sono commesse. Abbiamo le potenzialità per continuare a lavorare, abbiamo le commesse, l'unico problema fondamentale è la liquidità. I posti di lavoro a rischio sono 770 in tutta Italia, 360 a Bologna, 290 a Longarone, 110 a Palermo e 10 a Milano. Selcom, di proprietà di un imprenditore privato, produce circuiti elettronici per il settore automobilistico e dell'automazione e pare abbia ancora commesse e mercato. Il problema è l'elevatissimo indebitamento. Presa la difficile decisione sul bilancio, il prossimo appuntamento è un tavolo fissato per venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto i lavoratori in corteo a Castelmaggiore confidano nell'appoggio delle istituzioni. Non capiamo il perché, avendo del lavoro, stiamo andando a rotoli, stiamo andando a fondo.